In vita sua la indossò probabilmente più volte, la larva, il volto bianco, anche per andare a teatro accompagnato da bellissime ragazze, e non fu probabilmente l'unica maschera che utilizzò nel corso della sua vita, anche metaforica, perché Giacomo Casanova, di lui stiamo parlando, che fu il veneziano che più di altri incarnò il secolo nel quale nacque e morì, il Settecento, il teatro lo visse da dentro, essendo figlio lui stesso di attori di teatro, e avendo lavorato anche per un periodo come violinista al Teatro di San Samuele, dove recitava la madre. Dobbiamo però fare un passo indietro per spiegarne le origini e capire come si viveva all'interno di una famiglia di teatranti in quel periodo. Perché Giacomo Casanova è figlio di Gaetano Casanova, che è originario di Parma e arriva a Venezia nel 1724 a seguito di una compagnia di giro, ma soprattutto a seguito di un'attrice della quale è innamorato, Giovanna Calderoni, che interpreta sulla scena una servetta della commedia dell'arte, Fragoletta, e con questo nome è conosciuta al grande pubblico, Fragoletta, tanto più che lei più tardi si sposerà con un arlecchino. I due si lasciano ben presto perché Gaetano Casanova si innamora di un'altra ragazza, Zanetta Farussi, che è la figlia di un calzolaio che ha la sua bottega esattamente di fronte alla casa dove abita. Lei ha solo 16 anni ed è di una bellezza sfolgorante. Lui la corteggia, si innamorano, decidono di sposarsi, contrariamente ai voleri della famiglia di lei, perché il padre, Gerolamo Farussi, originario di Burano, tanto che lei nella sua vita sarà conosciuta poi come la Buranella, non intende farla sposare a un attore. Lui giura e spergiura che lei non farà mai quel mestiere. L'attore era un mestiere, come dire, attraente e bellissimo, ma molto poco considerato all'interno delle famiglie, e considerato appunto un lavoro inopportuno e disonesto. Ovviamente verrà meno a questo giuramento e si dice che il padre di Zanetta Farussi morirà di crepacuore per il dispiacere, lasciando vedova la moglie Marzia, che poi sarà la nonna di Giacomo, e di Giacomo si occuperà per moltissimi anni, visto che i genitori saranno impegnati in diverse tournée anche in giro per l'Europa. Zanetta Farussi in realtà è una bravissima attrice e presto supera il marito. Il primo figlio che hanno è Giacomo, anche se si dice che a Venezia si vocifera, ma è ben più che una voce, che non sia figlio di Gaetano, ma sia figlio di Michele Grimani, ovvero dell'impresario che possiede il teatro di San Samuele dove i due recitano. In effetti Giacomo stesso lo lascia intendere nelle sue memorie, ed è anche pur vero che la famiglia Grimani, anche dopo la morte di Gaetano, che avverrà qualche anno più tardi, si prese cura di Giacomo ben oltre i normali doveri, ecco, che le famiglie nobili riservavano alle persone che comunque li avevano serviti durante la loro esistenza. Una voce che si raddoppia quando, durante una tournée a Londra, lei concepisce un secondo figlio, Francesco, che si dice essere figlio niente meno che del principe di Galles, che veniva spesso al Teatro Italiano di Londra, anche se questa seconda operazione sembra più frutto di marketing, come si usa ancora oggi con i giornali scandalistici, che non di verità storica. Comunque sia, la famiglia è tutta dedicata all'arte. Gaetano Casanova pensa bene di togliersi di mezzo una dozzina d'anni più tardi, lasciando Giovanna vedova con 5 figli e un sesto in arrivo. Due dei fratelli di Giacomo diverranno pittori, e anche pittori abbastanza valenti, e metà della famiglia, più tardi nel corso della storia, si trasferirà a Dresda, la madre per recitare, dove finirà lì i suoi giorni a un'età abbastanza considerevole, a 70 anni, e il terzo figlio, Giovanni Battista, che anch'egli, come Francesco, divenne pittore, ma divenne soprattutto un validissimo insegnante dell'Accademia di Belle Arti di Dresda. Di Giacomo sappiamo che ebbe un'esistenza assolutamente diversa, per quanto ugualmente mitteleuropea, ma prima di ritornare a parlare di lui voglio parlarvi di un altro personaggio che entra in scena in questa storia. Si chiama Giuseppe Imer ed è un impresario teatrale molto bravo. Ha conosciuto Giovanna Farussi a Verona durante uno spettacolo, più tardi verrà a Venezia
lavorerà con la Farussi, si innamorerà della Farussi e ne sarà molto geloso, ma al di là di queste sue vicende personali è una persona molto capace e con molto fiuto teatrale. È il primo che dà vita agli intermezzi musicali tra una scena e l'altra. Una commedia poteva durare anche molte ore. È il primo a mettere in scena Carlo Goldoni. La prima commedia di Carlo Goldoni viene scelta e rappresentata da questo capocomico, Giuseppe Imer, che appunto innamorato e geloso di Giovanna si farà anche un po' prendere in giro da Goldoni, che scriverà La pupilla, che è un'opera scritta per Giovanna Farussi, nella quale prenderà un po' in giro questo amore geloso di Giuseppe Imer. Giuseppe Imer aveva una figlia, Teresa, ed ecco che Teresa Imer diventa protagonista di quello che, se non è il primo, è sicuramente uno dei primi amori di Giacomo Casanova, che sarà destinato poi nel corso della sua esistenza ad averne altre decine, forse centinaia. Tutto avviene nel palazzo di Alvise Gasparo Malipiero, che è anch'egli legato al teatro, è un nobile veneziano molto anziano, che ospita volentieri nel suo palazzo le maestranze e i figli delle maestranze teatrali che lui stesso rappresenta. E all'interno del palazzo di Gasparo Malipiero si consuma questa scenetta, tutto sommato abbastanza divertente, che lo stesso Casanova descrive nelle sue memorie e che gli costerà la cacciata a bastonate dal palazzo nobiliare. Siamo nel 1742, il 76enne Gasparo Malipiero si è addormentato, o perlomeno Teresina Imer e Giacomo Casanova pensano che si sia addormentato, e seduti su un divano, probabilmente annoiandosi, decidono di fare qualcosa. E questo qualcosa Giacomo lo descrive come un délit d'enfance, un delitto di infanzia, cioè una cosa molto innocente, perché presi dalla curiosità di verificare le differenze tra i loro corpi, i due quindi si spogliano per fare questo raffronto e vengono scoperti dal vecchio Malipiero che appunto scaccia Giacomo a bastonate perché geloso, lui 76enne, senilmente innamorato di Teresa, appunto geloso della ragazza. Ora, tanto délit d'enfance non dovette essere, visto che Giacomo Casanova aveva già 17 anni in quel momento e Teresa la bellezza di 19. E anche il raffronto dovette essere abbastanza serrato, visto che lei gli fece credere per un lungo periodo di essere il padre di Sophie, una bimba che era nata in quello stesso periodo. Giacomo Casanova credette o volle credere di essere il padre di Sophie, perché anche dopo aver conosciuta la verità continuò ad avere dei rapporti con questa specie di figlia. E tra le sue carte di Dux dopo la sua morte in Boemia fu ritrovata anche una lettera di ringraziamento di Sophie, che appunto ringraziava Casanova per un regalo che lui le aveva fatto, visto che i rapporti si mantennero negli anni. Una lettera conservata con cura e quasi con gelosia, a dimostrazione del fatto che questo scapestrato amante, che oggi definiremmo un Casanova, forse aveva voglia di famiglia e di normalità.